Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica che Barba, 29 ottobre, alla fine del mese, ci si avvicina a questa festa di Halloween. Allora salutiamo tutti coloro commercianti che godranno di questo momento di espansione dei loro affari di cui hanno gran bisogno. Oggi andremo a prendere alcuni aspetti, un grande classico, il Down of Glory for Cortesy Alessio Herrera, che in associazione con questo ottimo vegetale Agartha made in Arizona, United States, che si chiama di questa società che si chiama Phoenix, proporremo con una pennellazza giunonica sintetica che abbiamo già in ammollo un Yaki Brush 30 appeso, come vedete, allo sgocciolamento. Vedete questo manico ponderoso, molto pesante, da barberia dell'Arizona, perché no? Quindi andiamo a preparare la rasatura. E cercherò di essere anche un po' didascalico, cercando di dare qualche istruzione ai neofiti, ecco, come me, del resto, che tale sono rimasto, perché fondamentalmente sono rimasto un bambino, e quindi andiamo a preparare, dopo una leggera, ma comunque decisa, umidificazione del pelo. Vediamo un pelo, ve lo mostro, a favore di Lumix. È una rasatura fatta con ecco, l'olio e la quantità, la vedete, di Down of Glory, anche visto sul retro nella mia mano. Una rasatura proprio con i rasoi di plastica, con questi orripilanti oggetti che vedete qui, guardate, ho anche pure la copertura, ecco, cioè, questo è l'orrore veramente a cui siamo sottoposti noi, vittime del tempo, del traffico, delle città che non ci lasciano la possibilità la mattina di fare una rasatura, tolto quando è domenica o sabato per i più fortunati. Quindi, andando a preparare, a ammorbidire il pelo, andiamo a fare una rasatura che sarà un elogio del nero. Prendetela così, chiaramente in senso molto lato, e vi spiegherò perché. Al di là della mia t-shirt, che è anche un po' in consonanza con l'umore nero del mondo, insomma, con quello che sta accadendo in Medio Oriente, che continua a essere pace in Medio Oriente, la scritta in blu sulla lavagna alle mie spalle nel mio bagno di Cecina sulla costa livornese, si parlerà di nero perché ho messo in bagno di anticalcare, che poi non era calcare ma era sapone, un Wilkinson Classic, ma non è questo il pezzo con cui oggi mi raderò, pezzo sempre utile, economico, appesantito anche nella dignità da unanimi materiali molto molto economici, peraltro funzionali. E questo invece è il momento in cui ritirare fuori un single edge. Questo è un Razorrock Black Hawk 2 che oggi vado a mettere in esercizio dopo mesi, forse anni, in cui non padrone di trovare le sue lame, che sono, voi lo sapete, le uniche utilizzabili monolama Captain Titan Mild, con il loro cofanetto estrattivo. Andiamo a aprirne subito una, a preparare la rasatura mentre lasciamo ammorbidire il Down of Glory, e salutando gli amici del canale, amici, insomma, amici dei canali amici, perdonatemi il gioco di parole, Alex Nurse, Matteo Preda, Marco Marotti, saluto Davide, saluto Riccardo, saluto tutti coloro che mi danno anche degli ottimi spunti che poi vengono inseriti nelle highlights della giornata di oggi. Il carrellino, vedete, permette in piena sicurezza di queste lame giapponesi di grande blasone di spostare il carrellino alla mia destra e poi, facendo in senso contrario il medesimo gesto, vedere estrarre quella che è la lama, che poi potete portare ed estrarre a mano, che è veramente un capolavoro di ingegneria dell'acciaio, perché io credo che queste siano lame forse le uniche che io utilizzo anche 2 volte. Questa è la vera notizia, mai riutilizzare lame 2 volte. Io ho sempre detto che finché le lame costeranno 5 centesimi l'una, io continuerò tutte le volte a buttarle via usando i double edge di qui e di lì, mentre questo, essendo un singolo con una lama di questo blasone, lo userò anche 2, perché effettivamente penso che ne valga la pena. L'appoggio un attimo, che è molto tagliente. Apriamo in 2 pezzi il nostro Captain Titan Mild, scusate, il nostro Razorrock, eccolo qua, Black Hawk 2, eccolo qua, Razorrock Black Hawk 2, lo vedete? Riuscite
anche ad apprezzare il nero total, il total black, come i neri dei televisori al plasma, ricordate, contro quelle fandonie di televisori OLED LCD che il nero lo riproducevano. Viva il plasma, ne conservo uno nel mio salotto da 50 pollici, made in England, acquistato naturalmente usato perché il suo costo all'uscita era di un sacco, forse 5.000 euro 10 anni fa, e vi assicuro che è ancora una grande esperienza. La lama viene chiaramente apposta, non ve l'ho fatto vedere, e viene poi chiaramente richiusa dal fermalama, e con una serratissima e molto sicura accoppiamento tra portalama e coprilama andiamo a chiudere questo bellissimo manico che mi ricorda il casco nero di Guerre Stellari, che però vedo, a parte che è svitabile anche al fondo, non ho capito perché, qualcuno sa perché questo si svita, non certo per un'ingegneria di innesto, ma io adesso ho delle difficoltà a chiudere il rasoio. Allora, cosa ho combinato? La lama ha una sua esposizione, secondo me, corretta, vedete, anche di una notevole aggressività. Forse dentro questa vite c'è una presenza di qualche elemento, non sono riuscito a prendere bene, ecco, serrato bene, richiudiamo il fondello, e questo è l'arnese con cui oggi andiamo a radice. Andiamo a montare proprio al buio, senza avere quasi messo in acqua di vegetazione, ma lo faccio adesso, magari faccio un errore, il nostro agartha vegetale, vedete, lo lascio un attimo e ne approfitto, perché sono un po' in ritardo coi tempi, avete capito, ho fatto tutto un po' al contrario questa volta, mentre lasciamo che il nostro sapone made in Arizona assuma un atteggiamento che possa col pennello confrontarsi, quindi il pennello possa suggere la crema dal vaso e poi essere montata sul mio viso da radar, andiamo a ricordare, morto mercoledì, Richard Roundtree. E chi era? Era il poliziotto nero Shaft. Chi non ricorda Shaft. Il poliziotto che ad Harlem si occupava dei casi peggiori nei film degli anni 70, ma soprattutto chi non ricorda la musica, e sicuramente Stefano di Unimo Vita la ricorderà, di Isaac Hayes, che scrisse la colonna sonora per questi bellissimi film. Quindi morto Richard Roundtree, abbiamo purtroppo l'ingresso per un pezzo, salvo poi ritirarsi subito 2 giorni fa, dei carri armati Merkava della Israeli Defense Force nella striscia di Gaza, e purtroppo abbiamo anche dei dati su quelle che sono il numero delle vittime, secondo Hamas 7.000 morti finora. Andiamo a stritolare, anzi a stringere, ecco, questo sintetico non assume tantissima acqua, sarà un bene, sarà un male, ma noi andiamo a provare a montare, ecco qua, vi lascio, mentre nel silenzio del montaggio, come sentite stamattina non ho ancora attivato la mia web radio, che ho già sintonizzato peraltro su una radio estremamente locale che si intitola Ret Smash, una radio di Manfredonia in provincia di Foggia, dove infatti uno degli inserzionisti pubblicitari, ma non sto facendo pubblicità, ma mi ha così indotto a simpatia, viene sostenuta anche, scusate mi è cascato il pennello, anche dalle inserzioni di Centro Ortopedico Dauno. E uno degli sponsor della radio, adesso la accenderò, nel frattempo vedo che il vegetale qua sta saltellando in maniera energica, con delle sorprese che non ricordavo le altre 2 volte in cui l'ho usato, quindi vado a perfezionare la mia esperienza. Il pennello già ampiamente ricco di schiuma che andiamo a montare, do ancora una bagnata sopra il velo di barba, ed è questo il momento, mentre stendiamo, di continuare. Scusate, do soltanto nello specchio di servizio che ho sotto nel mobiletto del bagno, dove uno specchietto che vi faccio vedere se volete, ma no, non ve lo faccio vedere se no mi complico la vita, mi serve per capire cosa faccio, perché è vero che mi vedo in video, ma anche è vero che se devo avvicinarmi a capire se sto spandendo bene sotto le basette, in zona baffi, ho bisogno di uno specchio che renda vendetta, anche perché, come immaginate, questa videocamera che pesa un tot numero di grammi non è attaccata come era la GoPro con la ventosa allo specchio, quindi lo specchio non ce l'ho. Quindi queste sono le piccole curiosità. In genere vi farò anche vedere com'è la location di casa mia, insomma, che magari non me ne frega niente, ma insomma non è come la casa di Vittorione Sgarbi dietro la cupola del Santivolo alla Sapienza nel centro di Roma. Ne parleremo al penultimo punto, Sgarbi sotto tiro.
Sgarbi sotto tiro anche del ministro San Giuliano, che lui dice non l'ho voluto, me l'hanno imposto, ma che comunque l'ha abbandonato, e al di là della figura purtroppo barbina di avere così, di essere scappato qualche suo collaboratore un po' incarognito, il fatto che non avesse pagato 715.000 euro al fisco italiano, dopo essere passato da evasore fiscale, che poi non è, perché lo difendeva anche bene Giuliano Guidabardi su giornale radio che conduce Luca Telese, sempre in streaming, sul giornale radio All News, questo è il nome della radio, lo difendeva dicendo non è che Sgarbi sono evasore, lui sta rientrando avendo rateizzato e ha una scadenza da 36.000 euro da pagare adesso, no? Quindi non è che non abbia pagato, non abbia fatto la dichiarazione, quindi non c'è il reato di omessa dichiarazione. In ogni caso quelle che sono al centro sono le polemiche sulle consulenze che il Ministero paga, pare abbia guadagnato 300.000 euro in 6 mesi Vittorio Sgarbi. Ora molti sono invidiosi, un pezzo l'ha riportato dall'intramontabile Masneri nel Foglio di ieri, che vale anche per oggi, come ben sapete. Scusate, leggo spesso il Foglio perché è il giornale che preferisco, non perché abbia degli interessi a parlare bene del Foglio, ma comunque ne parlo bene perché è un bel giornale. Quindi Vittorio Sgarbi al centro delle polemiche, forse rischierà, come dice anche Simone Canettieri in un altro pezzo, di saltare per perdere il posto al governo, perché la Meloni è abbastanza incazzata, anche se poi non dice nulla su questo argomento. San Giuliano si è dimostrato veramente di essere proprio un ominicchio. Voi sapete, ominicchi qua, e quindi voglio dire, non poteva non sapere che fosse un pessimo ministro della cultura, lo sapevamo, si vedeva dal giorno del giuramento al Quirinale, si vedeva da come si era presentato a stringere la mano del presidente Mattarella. Nel caso queste sono opinioni del tutto personali, quindi chi vuole giudicarmi giudichi pure. In questo momento ho fatto politica, sì è vero, avete ragione, ho fatto politica. Seconda striscia, non di Gaza per fortuna, ma insomma manovra delle bozze, lo chiamano la bozzofila, no? La bozzofila, Giorgia Meloni la bozzofila perché nelle pieghe della legge di bilancio ci sono delle voci che non sono sostenibili, che hanno anche provocato con Forza Italia delle fratture, perché Forza Italia non vuole abiurare determinati punti che sono tipiche del suo essere, della sua cultura politica, quindi pochi soldi, naturalmente fisco controlla i conti correnti degli italiani. Giorgia Meloni ha smentito, quella roba lì non se ne parla nemmeno, perché pare che nessuno le avesse detto niente e avevano messo questa norma effettivamente un tantino invasiva. In ogni caso poi pare abbiano ripiegato dicendo che sotto i 1.000 euro non andranno a guardare nei conti degli italiani. Negli altri casi io sostengo personalmente che farebbero anche bene, perché io sono uno di quei fessi che paga le tasse, sono una partita IVA, campo del mio lavoro, e non vedo perché ci sia gente che ha un mare di soldi in banca e non paghi le tasse, quindi penso che su questo siete tutti d'accordo. E invece niente, non ce la faremo, non ce la faranno, il governo dovrà ripensare questa sua manovra così buttata un po' così nel calderone, che non è la ministra del lavoro, se non ricordo male, ma è quello in cui il governo sta buttando tutte le poche cose che sa fare. L'altro ieri Renzi a Torino al collegio San Giuseppe si è presentato con oltre un'ora di ritardo presentando il suo centro, questo mi arriva dai miei contatti torinesi, ma noi siamo pronti perché il vegetale che è morbido è qualcosa che gli dà un'esperienza veramente green, si può dire, usare questo claim, perché dobbiamo rincorrere tutte le transizioni, quindi molto bene direi, lo ricordo come un ottimo sapone da barba, che andiamo a radere con il single edge, eccolo qua, questa è l'autorevolezza, no? Questo è il senso di un lama singola armato Giappone. Sentite, non accendo la radio apposta, non abbiamo i punti da cola, quindi niente confezioni, sentite come porta via con passaggi multipli, magari un po' impropri, ma molto bene. Andiamo a ripulire con favore dell'amico Alex Nurse, che dice che spesso non sciacquo le teste dei rasoi, ha ragione. Saluto molto Alex. Bene, in questa domenica luminosa, ieri 25 gradi, pizza a Follonica alla sera e rientro. Bene, se volete avere un rapporto con il vostro rasoio di sfida, se siete dei caratteri particolarmente ispidi come le vostre barbe, provate questo single edge armato Kai e di sicuro la vostra domenica non sarà uguale alle altre.
è molto dolce, non prevede, non mi pare, che anche un esperto come me che si radi con disinvoltura, insomma, che possa presentare rischi di tagli, a meno che non abbiate la pelle irritata, molto bene. Il passaggio che dobbiamo fare è il secondo, bagniamo. Eccolo qua, secondo passaggio. Pennello Yaki 30, sintetico, bicolore, principalmente nero con parte finale grigio chiara molto elegante. Se volete portarlo anche in macchina si intona con gli interni della vostra automobile, anche se volete fare la figura, la lasciate nel portaoggetti dove mettete i bicchieri davanti alla leva del cambio. Oh, che bel pennello, vi chiederanno, ma cosa è? Ma poi che profumo in questo abitacolo? Ma cosa ti sei fatto la barba? Bene, con un Yaki, niente da dire, un pennello acquistato in bundle da un amico di Trieste, molto bene. Secondo passaggio, il velo di sposa, ecco, è, diciamo, senza la pannosità, questo vegetale mi va a preparare al secondo passaggio, mentre lasciamo che agisca per quello che può ancora agire una schiuma dopo il primo passaggio, non avendo più la base irsuta, si comporta in maniera molto più omogenea, anche molto più facile nella stesa, non nella stesura, come dice l'amico Mauro Di Lernia, perché non è un atto notarile il passaggio di crema, ma è una stesa, come una distesa di girasoli in un campo. Rai per gli spettatori, la Di Girolamo per fortuna, dopo non essere riuscita con Corona a combinare niente, una share bassissima, tutti gli altri programmi Rai stanno perdendo e il governo vuole ripulire, resettare, togliere il monopolio della sinistra, del terzo canale Rai, soprattutto, ma non c'è riuscito, cioè dove ci prova a perdere, perché poi Fazio fa ascolti mega incredibili. Ieri sera sulla 9 Luca Sommi, Marco Travaglio, Carlo Verdone, sono stati invitati diversi prima di lui Crozza, insomma, stanno veramente tagliando le unghie alla Rai, quindi la televisione di Stato per cui voi pagate anche un canone nella bolletta della luce, anche se adesso pare che la abbasseranno di qualcosina. Pierangelo Buttafuoco, anzi Pietrangelo Buttafuoco, viene nominato alla Biennale di Venezia, una istituzione prestigiosissima che da sempre l'amico Vittorione Sgarbi nella riga sotto tentato di ricoprire, ma è troppo come si può dire, esplosivo parlo di Vittorio Sgarbi, per andare a ricoprire questo incarico. Qualcuno ha detto che c'è stata una rivisitazione perché Buttafuoco è principalmente un giornalista vicino alla destra, in realtà è un grande professionista, un bravo giornalista, quindi penso che sia questa una bella notizia. Di Sgarbi abbiamo già detto, e poi qua abbiamo il giovane Giuliano Amato, no? Un noto nativo digitale di 85 anni, è stato messo a capo di questo comitato giovane performer sull'intelligenza artificiale per occuparsi degli influssi, o meglio dei danni, come qualcuno può dire, perché ChatGPT è stato bloccato in Italia, dell'intelligenza artificiale. Ora l'ha nominato il sottosegretario Barachini, pare che Giorgia Meloni non ne sapesse niente, di nuovo cascata dal pero. Giorgia casca sempre dal pero quando i suoi, che sono veramente una congerie di personaggi quantomeno dubbi nelle loro preparazioni, nella loro esperienza, quindi si è ritrovato questo giovane Giuliano Amato che in realtà dovrà stilare un documento, è ben scritto nell'articolo che l'amico Riccardo mi ha fornito, uscito sul Fatto Quotidiano una settimanella fa, e stilare un documento redatto da alcuni veri esperti dell'intelligenza artificiale, quindi non sarà lui a decidere se ChatGPT deve essere riaperto, se l'intelligenza artificiale è un bene o un male per l'Italia e per la crescita dei nostri figli nella loro cultura. Comunque l'ha messo lì, pluripensionato, 7 pensioni, prende 250.000 euro di pensione al mese, questo l'ho sparato un po' in maniera populista, ma andate a vedere. E poi abbiamo il gasdotto Leviathan, che parla di quella che è l'influenza energetica nella crisi Medio Oriente, da sempre la parte energetica scatena le guerre. Di questo pezzo ho letto su appunti di Stefano Feltri, che trovate libero anche senza abbonamento, un articolo molto interessante, dove ricorda che Israele in passato era dipendente dall'Egitto, che gli vendeva il gas. Poi, come l'America si è resa indipendente dall'Arabia Saudita per la produzione di gas, i texani sono diventati praticamente i primi concorrenti dei produttori arabi, almeno per gli Stati Uniti. Il gasdotto Leviathan fornisce, pensate, tutto il fabbisogno dello Stato di Israele per i prossimi 200 anni, quindi l'Egitto di Assisi, addio. Bene, contrapelo. Se vi interessano queste notizie chiedetemi, vi mando il link, potete leggere, scritto da un esperto di materia energetica, quello che è la storia
della parte energetica. Il contropelo richiede con queste caie un po' più di attenzione. Ok, sento ancora molta barba, sentite? E senza esagerare vi assicuro che il taglio è stato netto. Necessita comunque di un terzo passaggio, che è il nostro gioco, il nostro bello, la parte più interessante, ma dopo aver fatto cantare la Lama Kai andiamo ad accendere la nostra Rete Smash Manfredonia e sentiamo prima c'era che idea di Pino D'Angio, lo incontrate in discoteca con lo sguardo da serpente, cioè fantastico. Qua abbiamo credo Tiziano Ferro che canta Destinazione Mare, tutti al mare, come fa Sgarbi, capra, 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 fantastico. Bagniamo. Bene, terzo ed ultimo passaggio, prima di dare uno sguardo alla stampa cartacea che tengo nel mio mobiletto sulla lavatrice alla mia sinistra. Questa è la mia situazione, un piccolo bagno, tuttavia chiedo scusa per i soffitti a volta di questa casa antica che ha questi soffitti che rimbombano, ma oggi ho anche la porta aperta perché sono solo in casa e non disturbo i casigliani, piuttosto invece dal cortile purtroppo qualcuno è costretto a sentire le mie esecrazioni della domenica mentre mi faccio la barba, ma ho dei vicini che sono molto cari, mi sopportano, quindi insomma li saluto augurandogli anche un buon pranzo visto che ci avviciniamo all'ora prandiale. Di là c'è un arrostino che sul fornello attende con una purè di contorno. Bene, sento bene un po' di leggero bruciore, forse perché il contropelo accoppiato alla nostra vegetale agarta dà un po' anche di brio, no? Per non avere sempre queste tresature molli dove il viso non sente mai niente, dove sembra che non vi siate fatti niente, ma quasi non vi siete manco fatti la barba. Un po' di bruciore fisiologico fa parte di quello che è chiaramente il post-rasatura, dove il rapporto lama-pelo-pelle epidermide scatena qualche piccola reazione. Estero, il Qatar va mosca, emissari catarini, che voi sapete il Qatar è uno dei paesi più ospitali per i grandi, purtroppo i vertici di capi di Hamas, ma non è l'unico stato che li ospita. Andate a parlare con Putin, brutto segno, Putin sta cercando di far finta di gettare acqua sul fuoco, missili USA in Siria l'altro ieri, basi Hezbollah filo-iraniane sono state colpite da caccia americani, non è una cosa bella, però hanno dovuto rispondere a una serie di attentati precedenti, gli avevano detto basta, adesso stavolta vi tiriamo giù anche qualcosa noi, non possiamo stare qui a fare le belle figurine, nonostante la Bidenomics e la politica di Biden sia una politica molto meno aggressiva di quella di Nixon. Erdogan doppio giochista, sembrava a favore di Israele, subito lo sconcerto mediatico dopo il 7 ottobre, dopo quello che già chiamano il pogrom di Hamas su Israele, però adesso tagliati i ponti con Israele, adesso è con Hamas e sta cercando di porsi come sempre come mediatore, non con grande successo. Voi sapete che la Turchia è nella NATO, quindi insomma non è che è una cosa a cui noi possiamo non fare caso, quindi abbiamo un partner quantomeno discutibile, un partner anche industriale, non da poco, per chi lavora nell'industria sa bene che è un mercato fiorente e abbiamo detto tutto, non c'è altro, possiamo andare a fare l'obliquo, qualche puntino rosso, eccolo qua, qualche red dot, viene in superficie sotto la crema, sembrava niente, invece questa mia disinvoltura, qui mi è costata qualcosina. Molto belle le radio provinciali, perché in certe latitudini del sud Italia, soprattutto del centro, conservano ancora, voi se sentite, la trovate questa radio, se avete anche un telefonino, basta un'app, degli speaker che parlano come se stessimo parlando negli anni 80 del Mottarello Chiavaci, voglio dire, del partita biliardino sulle spiagge, di quella che è una, mi stavo radendo col lato senza la lama, ecco qua, chiamate le guardie, mi radevo così, questo è un single edge, meno male che ho lo specchio. Ed è bello perché ormai le radio sono globali, la rete ha fatto sì che lo stesso Nicoletti per Radio 24, Golem lo fa da casa da un sacco di tempo, ma da ben prima del Covid credo, quindi anche Radio Bertallot, che esiste in streaming, viene Radio Casa Bertallot, proprio perché Bertallot trasmette in streaming
quindi potete, se volete, farvi una radio da casa, il mio sogno è quello. E io in Paesi Nuovi, podcast, l'ultima puntata l'ho registrata l'altro giorno proprio sulla storia delle radio, è uscito un bel libro interessante, se volete sentirlo lo trovate sul mio canale. Ho trovato una piccola, diciamo, mia recensione di questo libro, chiaramente collegata all'intervista che gli ha fatto proprio Gianluca Nicoletti, dove parla delle radio regionali, no? Le radio umanitarie anche. C'è bisogno di umanità, cari amici. Bene, io mi sono fatto diversi tagli, quindi attenzione nei contropeli e negli obliqui. Questo è ancora un taglio 2 settimane fa sotto il naso, come lo sono tenuto, ma non fatto in diretta, credo. Lo sono fatto una mattina. Bene, io sciacquo, quindi abbiate cura del vostro viso, anche se è bello alle volte un po' insistere perché vi sembra proprio di ripulire bene il viso, attenzione. Che non è così. Sorpresa, non è color tortora oggi l'asciugamano, dopo rasature con il color caffè latte tortora abbiamo un asciugamano bianco, sempre in spugna, un ricco prodotto manufatto della nostra industria italiana, credo, penso, non lo so neanche da dove arrivi. Voi sapete dove arrivano gli asciugamani che avete in casa? Spesse volte sono stati trafugati dalle generazioni precedenti negli alberghi, vengono presi in regalo con offerte speciali sui sofficini Findus, a volte regalavano le borse per portare in spiaggia le ciabatte, a volte l'asciugamano da mare, a volte con i punti. Voi avete tanti asciugamani acquisiti con i punti della Conad, per esempio. Parliamo anche di piccole cose domestiche, questa è economia, senza parlare di grandi percorsi dell'economia mondiale attraverso la fascia energetica e gli sfruttamenti dei giacimenti. Parliamo anche di cose semplici, come risparmiate voi sulla biancheria di casa. Ecco, ve l'avete ricevuta anche in eredità, spesso arrivano dei corredi di pizze, di merletti che nessuno userà mai, e riempio gli armadi che quando poi c'è il momento di fare i traslochi diventa una disgrazia. Io vado avanti e, come vi ho promesso, leggo qualcosina, ecco dal foglio brevemente qua. Claudio Cerasa apre facendo un pistolotto alla Annalena Baerbock, ministro degli esteri tedesco, de sinistra, donna de sinistra, ambientalista e pacifista e anche pure europeista. E si dice, vi parlo, dice, come ministro degli esteri di un paese che ha la responsabilità storica, mi sposto così ci vedo meglio, del peggior crimine che si possa immaginare, il crimine commesso dalla Germania nazista, la Shoah, l'omicidio sistematico di 6 milioni di ebrei. Per la Germania la sicurezza di Israele non è negoziabile. Sapete che la Germania è stato il paese che più si è schierata a favore di Israele, forse anche un po' della sua, chiamiamola controffensiva per non chiamarla rappresaglia, creando non pochi malumori in Europa. E dice Cerasa che gli sventilatori, parla di pacifismo farlocco della bandiera bianca, Cerasa, e ha ragione su questo, perché bisogna decidere cosa fare. Gli sventolatori seriali di bandiere arcobaleno con il simbolo della pace hanno sostenuto con gradazioni e sfumature diverse che l'unica pace giusta, l'unica pace possibile, l'unica pace auspicabile è quella che passa non dalla difesa dell'aggredito ma dal disarmo unilaterale dell'Occidente. Quindi non diamo più armi all'Ucraina, disarmiamo l'Occidente, facciamo la pace, così intanto quelli vengono massacrati dai russi di là, e qua Hamas può fare quello che vuole, viceversa gli israeliani anche loro fare il bello e il cattivo tempo. Mentre corriamo subito, qua parla Giorgia Moulin, che è vicepresidente della Camera, credo, in questo momento ha attraccato Giorgia Meloni sul fronte delle bozze, la bozzofila, dicendo che è un proliferare di bozze pericolose. Questo fenomeno dimostra che la testa del governo oggi non controlla il corpo del governo. Forza Italia non è stata coinvolta, lo ha detto anche Tajani. Forza Italia ha il dovere di intervenire per arginare la tendenza bozzofila, altrimenti non vota, altrimenti io non voto. Viene ripreso, qua lo scazzo alla fine, Moulin, Meloni non controlla il governo, Forza Italia non vota la manovra, che non è una roba proprio semplice, che porta un po' di ansia dal punto di vista deliberativo, no? Dei voti di cui il governo ha gran bisogno per portare avanti questa manovra. Dice Forza Italia, ripeto, questo è sempre Moulin, non vota una manovra e misure che per natura storica non possiamo condividere. È il nostro dovere di Forza Italia ottenere il massimo sulle pensioni a partire
da quelle minime. Qualcuno gli chiede: Mulè si vuole forse candidare alla guida di Forza Italia contro Tajani? Tajani ha la faccia un po' spenta effettivamente, c'è la Marina Berlusconi che lo manda in giro a ritrattare. Questo adesso gli vuole anche sfilare la cadrega da sotto il deretano. Lui dice: oggi manca la regola del congresso, dice Mulè al Carmelo Caruso che l'ha intervistato. Non mi sembra che ci siano ancora quelle precondizioni che possono fare pensare a una gara interna. Aspetterò la fine del tesseramento nazionale. Io, a differenza dei folgorati, sono sincero. Quindi insomma c'è un po' per tutti. Primo highlights, primo segnalibro, andiamo a acchiapparlo di colore giallo, ed è qua. Sgarbi contro Sgarbi, qua lo vediamo, una bella foto di qualche tempo fa, con la sua pazientissima compagna Sabrina Colle, che è discreta ma c'è. Voi non pensiate che vada solo in giro a mare a maldeggiare, è una compagna che non è sposato. Michele Masneri fa un affresco meraviglioso, dice: uno dei rarissimi casi che vide Sgarbi con la pile scariche, che parla sempre che lui è contro tutti e vince sempre, è stato con Aldo Busi, un altro italiano Duracell, che pare rientrare nella categoria sgarbiana, cioè geniali o genialoidi che a un certo punto perdono la brocca o in cui l'amore di sé e dei denari trabocca qualunque altra dote. Molto belli gli appunti che ho preso, non ve li leggo tutti ma qualcuno ve lo devo dare. La sorella Elisabetta, capo della nave di Teseo, sapete, la casa editrice, parla intere notti fino a tardi con Vittorio, fino a notte inoltrata, si vogliono un gran bene. Un altro pasticcio corrente sgarbiano non penale ma che spiega il personaggio è l'organizzazione della prossima mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, famoso per i nudi maschili, che si sarebbe dovuto allestire nella sua città, Ferrara per l'appunto, a Palazzo dei Diamanti. Sarebbero dovute arrivare a metà marzo le foto, scusate mi hanno chiamato, abbiate pazienza, arrivo. Apro la porta, perché qua nessuno ha mai le chiavi per entrare in casa, e comunque dice sarebbero dovute arrivare a marzo le foto, basta anche un po' il volume, affiancate per la prima volta a dipinte disegni di De Pisis, ma alla fondazione newyorkese che gestisce l'immagine del fotografo il titolo non è piaciuto e si è tirata indietro. Il titolo era Fiori e Cazzi, cioè Sgarbi aveva fatto questo titolo per la mostra. E a quel punto ho detto io no, dice l'artista, ho preso atto della decisione, e dice: se mi devono mettere il velo su un artista che per tutta la vita ha fotografato uomini nudi, si tengano a Mapplethorpe e lo rendano santo. Poi lui ha l'odio per lo stare a tavola, non gli piace mangiare, non gli piace niente, insomma è adrenalinico, vive di sé, si nutre di se stesso, quindi non mangia. In realtà da qualche immagine sembra che insomma qualcosina consumi magari durante i viaggi in macchina, lui vive in macchina praticamente come sapete su e giù. E altre storie notturne della vita prevalentemente appunto notturne, e la Sgarbeide fuori orario, tra auto con lampeggiante che sfrecciano tra musei aperti apposta, inaugurazioni, custodi tirati giù dal letto, riunioni mentre albeggia coi fidi consiglieri, che sono quasi sempre gli stessi. Qua bello sottolineare uno di loro, per esempio, è il fido Peter Glidwell, creatura mezzo umana e mezzo solaro, nel senso del tessuto, ecco, quindi molto elegante, già antiquario a Londra, esperto d'arte, dendistico, detto modesto, perché di ogni manufatto e programma che gli venga sottoposto storce il britannico ciglio e sibiglia modesto. E corriamo verso la fine di questo pezzo lungo di Sgarbi. Di notte ha rischiato anche la vita, questo lo ricorderete. Nel 2015 in autostrada, partito da Brescia dopo una manifestazione dedicata al Moretto e la visita a 2 chiese col favore delle tenebre, i primi sintomi all'altezza di Mantova, a Carpi, il crollo a Modena, il ricovero alle 3:58 di mattina secondo i referti, e il suo commento: se fossi andato avanti ancora sarei morto in autostrada, magari a Ronco Bilaccio. Quindi ha rischiato di morire in auto durante un suo viaggio. E poi parla delle visite, come vi diceva, a casa Sgarbi di notte. Ci scrive Masneri che la casa di Sgarbi è una tappa inevitabile nel Grand Tour romano. Quando ti installi nella capitale, prima o poi qualcuno di notte ti dirà: andiamo a casa di Vittorio, come a dire ti porto il premio Strega o alla Villa Furibonda.
È un passaggio importante e iniziatico, anche se la vera casa di Sgarbi è la macchina. Lui infatti in auto bivacca, l'auto perennemente con lampeggiante acceso, sfreccia ad altissime velocità, di badia in badia, di museo in museo, di trasgressione, di inaugurazione in inaugurazione, scusate, ricolma di carte, documenti, libri, mentre Vittorio seduto davanti a destra, mai dietro, compulsa gli occhiali tirati su, le novità del momento, anzi del secondo, sul cellulare a cui si è perennemente attaccato. La vera dimensione di Sgarbi però è la provincia, questo è il vero dato intelligente di Masneri, che identifica nella provincia delle pieve, dei conventi, delle cattedrali, ma anche delle industrie e dei produttori di burro industriali. Come Berlusconi e D'Annunzio, e Busi non è un fenomeno urbano e metropolitano, la sua presenza appartiene a un contado che si immagina leggendario, al suo passaggio le signore sospirano e lui non è insensibile, ma come Berlusconi è differente del Vate, Sgarbi non necessita di polverine, state bene a sentire, lui produce citanti da sé, è autosufficiente come uno di quegli enormi impianti eolici disseminati nell'infinita provincia italiana, quei mulini a vento che sono tra i suoi nemici preferiti. Scusatemi se mi sono dilungato, ma ne valeva la pena, ve lo volevo leggere, avete tempo anche se volete di comprarlo, 2 click rapidi dopo della guerra. Questo è Golda Meir col generale Ariel Sharon, primo ministro israeliano, dopo la guerra dello Yom Kippur nel 73, che durò un po' più della guerra dei 6 giorni del 67, e che illustra con quale ansia si parlava del dopo della guerra, quello che deve anche questo governo, da cui Netanyahu uscirà e forse finirà anche in galera, farsi alcune domande. E si parla che si cercò sempre comunque l'obiettivo di Golda Meir nella guerra del Kippur non era distruggere l'Egitto, non era vendicare i propri morti, nemmeno i piloti israeliani abbattuti e crocifissi in diretta TV sul Golan, le alture della Siria. Quindi ragioniamo, vediamo di capire dopo tanti anni, dopo 50 anni, che cosa sta accadendo. Qua abbiamo di Giulio Meotti Israele Day After, dove si racconta che nel 68 in Israele non c'era niente, non c'era manco l'acqua corrente nelle case, non ve lo leggerò, ma è interessante ricordare che Davide Nizza, intervistato da Giulio Meotti, prima di essere la miglior guida italiana a Gerusalemme, è l'ex preside della scuola ebraica di Milano, è un intellettuale, uno studioso segaligno che sembra uscito da un romanzo di Isaac Singer. La kippah, la sigaretta in mano e nell'altra un libro. Quindi se volete sapere qualcosa di più di cosa accade nell'Israele dopo l'attacco del 7 ottobre leggete David Nizza. Mentre l'ultimo pezzo che vi voglio illustrare brevemente, la politica dei 2 forni, quella che inaugurò Andreotti, ricordate, eccolo qua, ha resistito 50 anni, ora è finita. Qua abbiamo Andreotti con Arafat e credo un bisunto sullo sfondo, mitico ministro De Michelis, vice segretario del Partito Socialista negli anni 80, e qua racconta, parlo con Craxi, e Giuliano Amato, eccolo qua, guardatelo qua, l'esperto di intelligenza artificiale, ripreso con Bettino Craxi, e parla di quanto l'Italia si è sbilanciata negli anni, soprattutto a est, parla abbastanza male il pezzo di Stefano Cingolani della politica di Mattei e dell'Eni. Quindi sono 2 pagine, quindi il paginone erotizzante non del Riformista ma del Foglio, che è ben altra cosa, quindi teorizzata da Andreotti e anche da Moro, ebbe come protagonista anche Mattei il ruolo di Bettino, Craxi e Sigonella, l'antiamericanismo, la ricerca dello spazio vitale. Si parla anche di Libia, si parla di Gheddafi, si parla di tante cose molto interessanti di geopolitica degli anni 80. L'ultimo pezzo è la nuova fase della guerra, non ve lo racconto. Invece interessante la fragilità in cui si ritrova oggi l'Unione Europea negli editoriali, dove non sono d'accordo, il Consiglio Europeo è finito a casino. Niente, spaccati sul bilancio 2021-2027 che ha bisogno di più risorse per l'Ucraina, migrazioni e aumento degli interessi sul debito comune di Next Generation EU, i frugali che non vogliono mettere mano al portafoglio e chiedono tagli, l'Italia che non vuole approvare gli aiuti all'Ucraina senza ottenere fondi per le migrazioni. Quindi qua si parla di Bidenomics che sta uscendo dal casino dell'inflazione, ma sono ancora molto preoccupati dello sviluppo, quindi con questo voglio interrompere mentre vado a organizzarmi, anzi vi faccio solo ancora una piccola segnalazione su review uscito ieri, diretto da Annalena Benini, anche direttrice del Salone del Libro di Torino della prossima edizione, che in questo bell'articolo segnala
questo è molto femminile come tutto il giornale, la redazione contiene anche pezzi di Guisoncini molto bravo, ma sono tutte donne, insomma se sei più brava di me ti odio, storia di una grande offesa. Se avete Netflix non mancate di guardare questo film, eccolo qua, Fair Play. Come sempre sono andato oltre il consentito, ben oltre, avevo promesso di stare sul nero, di stare sotto una oscura, diciamo, atteggiamento, così mi metto a posto i capelli come Vittorione. Guardiamo qui, Plague Doctor, i medici della peste che nel 600 si riempivano i nasi di spezie ed erbe per non sentire il puzzo di morte a Venezia. In quel secolo oscuro e pestilenziale, questa invece è una bomba di fiori che vado un po' a scuotere, mai avesse delle parti pesanti come spesso accade presso alcuni produttori. Non so se questo è anche una caratteristica di Razzo Rock che riporta una mola antonelliana tricolore, spero che li vediate, eccola qua, andiamo. Bene, decisamente provocante perché uno si aspetta più toni secchi, toni alcolici, questo è alcolico ma anche una coda di meravigliose scale olfattive che io vi consiglio se dovete andare a un tè del pomeriggio, insomma se avete queste abitudini british, anche se abitate a Quarto Giaro oppure abitate non so la borgata Finocchio a Roma oppure in zone periferiche di città tipo Secondigliano, ma so, Secondigliano profumate così come minimo vi rapinano perché pensano che siate non della zona, perché questo è un tocco di classe principalmente che cresce forse in latitudini, questo non è vero, chiaramente è una battuta di stupido regionalismo, stupido campanilismo, mentre prima di lasciarvi tuttavia vi devo chiedere un consiglio, perché ho avuto la pazienza di arrivare fino alla fine, siete in pochi ma so che molti, parecchi di voi ci arrivano, io vi chiedo cosa può essere successo al mio Floyd. In un'ispezione di mia moglie, oggi mi ha visto questa roba tutta intorpidita, sembra succo ace. Cos'è sta roba? Una volta era trasparente, dava con l'idea dell'alcolico pulito, questo è Floyd The Genuine. La domanda è se era forse anche un velo di qualcosa, va buttato via, mi scoccerebbe una boccia da 400 ml, è un peccato, poi Floyd è un grande prodotto. Se avete avuto la stessa esperienza datemi un consiglio. Io con questo vi saluto, vi ringrazio, vi aspetto la prossima domenica dal canale ed Andrea e da domenica che barba, ciao!